Siamo a Villanova Monteleone con Alta Pressione, siamo qui a seguire un po' l'incontro tra la Nazionale Artisti Sardi e insomma sappiamo che è un triangolare. Chi c'è di preciso? Perché io sono un po' impreparata a riguardo. Beh, è una bella domanda. Io direi che ci sono 3 squadre in campo che si affrontano. Una so che è una selezione di Villanova Monteleone, gli altri proprio non lo so. Quindi siamo in 2? Siamo in 2, sì. Ma la domanda è importante, ma soprattutto lo scopo di questa manifestazione è importante. Esatto, qual è lo scopo infatti? È un'altra domanda. Io direi a questo punto di chiarirci un attimino le idee e poi di andare avanti. Parliamo di sport, rapporto tra calcio e solidarietà e tra calcio e arte. Calcio e arte, beh, che dire, sono tanti come me in questo momento che da piccoli aspiravano a diventare un giocatore oppure anche a diventare un artista. Diciamo che nella strada cerchiamo di fare, su questa strada cerchiamo di fare tutte e 2 le cose, quindi conciliamo un po' di sport che fa sempre bene e anche un po' di musica. Per quanto mi riguarda canto e suono, quindi la forma d'arte più vicina è questa. Ecco, parliamo un po' di mondiali di calcio, come vede la nazionale quest'anno in Sudafrica? Beh, rispetto al 2006 effettivamente non abbiamo lo stesso organico, la squadra è invecchiata e soprattutto non mi sembra ci sia una condizione di forma così ottimale. Però il mister è bravo e preparato, oltre che arrogante, secondo me riuscire a tirare fuori il meglio di questi giocatori potremo rientrare tra le prime 4. Cosa pensa di questa nazionale? Ma speriamo che ce la faccia. Quindi c'è la speranza? In bocca al lupo, sì. Lo sa che lunedì ci sarà la prima partita per l'Italia? Spero di guardarla. Sa con chi si incontrerà lunedì l'Italia? No, non sono informata. Quindi, no. La informo io, l'Italia incontrerà il Paraguay. Ma secondo lei Cassano doveva essere convocato oppure no? Secondo me no. Come mai? Secondo me no. Ecco, la signora è proprio decisa, secondo lei no. Quindi non sa dirci neanche un motivo per cui Cassano non dovrebbe... Io non è che seguo molto lo sport, lo seguo pochissimo per quello. È una tifosa... Ho tirato così, no, non sono tifosa per niente. Ma se... quando ai mondiali, quando gioca l'Italia faccio il tifo, poi peraltro no. Perfetto, ma lei ricorda comunque un grande campione della nazionale che le è rimasto nel cuore o comunque anche per sentito dire, lei conosce? Ma se non mi viene in mente. Non le viene in mente nessuno? No. E se l'Italia dovesse vincere ai mondiali, lei uscirebbe a festeggiare? Sì. Ecco, come ha festeggiato le altre vittorie, ad esempio 4 anni fa quando l'Italia ha vinto a Berlino? Sventolando le bandiere, brindando. Allora, siamo qui con Luca Tiloca che si sta preparando a... Sta morendo? No, non sta morendo. No, sto quasi morto. Un'ambulanza l'hai portata? No, ma quali sono le tue sensazioni prima dell'incontro? Non ho voglia di correre, ti basta. Ascolta, ma se tu dovessi paragonarti a un grande campione della nazionale italiana, anche passata, a chi ti paragoneresti? Io l'ultimo panchinaro che c'è. E sarebbe? Non lo so, quello che rimane fuori. Basta, non ce la faccio più. Ascoltami, ma parliamo un po' di Cassano. Secondo te è giusto che non sia stato convocato? Ma secondo me no, perché è un bravo giocatore. E Italia-Paraguay? Vinceremo noi sicuramente. Ma lo sai che se Buffon non para sono guai? Sono problemi suoi perché lo vado a trovare e poi ve lo spiego dopo. Ah, quindi tu saresti in grado anche di fare il mazzo, diciamo, a Buffon? Non proprio il mazzo, ma il mazzo grande sì, perché noi dobbiamo vincere il mondiale un'altra volta quest'anno. Ascoltami, ma c'è una formazione della nazionale italiana che ti è rimasta nel cuore? In special modo quella nei mondiali, se non sbaglio, del 90 quando c'era Gianfranco Zola. Un grandissimo calciatore. Ecco, tu chi vedresti a livello di calciatori sardi in nazionale? Chi vedresti bene? Ma Cossu l'abbiamo già visto, è un grande giocatore. E poi non so che dirti. Ascoltami, oggi il tuo ruolo in campo? Terzino sinistro e poi ogni tanto ci riposiamo in panchina, che è meglio. Insomma, vediamo che sei bello sbragato adesso. No, diciamo distrutto, non sbragato. Lippi potrebbe essere il gancio di traino di una nazionale un po'... Sì, una nazionale che si è privata di giocatori perché secondo il suo parere è molto importante il gruppo, per cui sono rimasti fuori giocatori molto talentuosi come Cassano e qualche altro. Però... Ecco, parliamo di Cassano.
Cassano è un giocatore, chi ha fatto parte di squadre sa che spesso nelle società ci sono anche dei giocatori un po' particolari, estrusi, ma anche molto difficili da gestire. Lippi questi non li tollera, di conseguenza preferisce avere giocatori più devoti al sacrificio, allo spirito di gruppo, piuttosto che dei solisti, dei fantasisti che comunque magari in certe situazioni non si dedicano completamente alla squadra o almeno al suo tipo di squadra. Ecco, quindi il motivo per cui Cassano in sostanza non è stato convocato potrebbe essere anche il suo carattere eccessivamente turbolento? Sì, turbolento, che pare che in passato abbia anche messo le mani addosso al figlio di Lippi, perché era... Quindi c'è un precedente particolare? Dei precedenti, cioè Cassano sicuramente si era mannarizzato nei confronti del figlio di Lippi e allora oltre che una questione tecnica può essere subentrata anche una questione personale. È una nazionale un po' vecchia. Ma in che senso? Nel senso che avrei quantomeno chiamato alcuni giocatori che non ha portato, Cassano, Balotelli, altri. Ecco, ma pensa che quindi la forma fisica della nostra nazionale sia proprio, insomma, fallace? No. Sono C'è qualcuno buoni che... giocatori, però chi sa giocare a pallone bisogna portarlo, poi lo deve gestire lui. Ma lei chi avrebbe mandato a casa? A casa, sicuramente non italiani, tipo Camoranesi, non è italiano. Quindi Camoranesi non le piace? No, non mi piace, non è che non mi piace, è un bravissimo giocatore, ma non è italiano. E Balotelli invece, cosa pensa del problema uomo di colore, cittadinanza italiana? No, penso che debba giocare. È un fuoriclasse quindi? È un fuoriclasse, sa giocare a pallone. Qual è la formazione della nazionale italiana che le è rimasta nel cuore o comunque un fuoriclasse che lei ricorda? Nel cuore, l'82. Tardelli quando segna il gol e corre. Cosa ha fatto in quel momento, quando l'Italia ha vinto? Io, in quel momento la stavo guardando in bianco e nero. Quindi, insomma, ricordi che rimangono sempre impressi. Sì, ho iniziato a correre come Tardelli anch'io, e c'avevo 8 anni. Come un pazzo. Bene, ascolti, ma quest'anno come vede la nazionale? Quale sarà secondo lei la squadra che darà più problemi? La squadra sempre il Brasile, che può vincere, il Brasile. Sicuramente il Brasile. Quando uno ha Kakà ha tutto. Però dicono che noi abbiamo il portiere più forte al mondo. Cosa pensa di Buffon? Sì, che è il più forte. Senz'altro il più forte. Luca, un attimino, tu pensi che la tua attività sportiva giovi anche alla tua attività artistica e in che modo, se sì? Sinceramente sì, perché fare un po' di sport aiuta anche a tenersi in forma e anche a respirare meglio, insomma, a scendere un po' di chiletti, perché anche il grasso in più, il grasso superfluo, fa un po' male anche a chi canta, a chi fa del movimento anche su un palco, su queste cose qua, perché tutti non lo sanno, però pochi lo sanno, però è meglio che lo sappiano un po' tutti, diciamo che sul palco si suda parecchio. Ecco, esatto, un po' come sei tu adesso, bello sudato, bello stanco. Vi piace? Un Luca Tiloca, insomma, non ha chiave particolare oggi. È un po' distrutto, diciamo, non ce la facciamo, non ce la possiamo fare. Comunque aspetteremo anche il nostro amico Paul De Santi in campo, lui sì che è un grande giocatore. Lo aspetteremo sicuramente. Grazie Luca. Grazie a te. Qual è l'impresa di Buffon che le è rimasta impressa? Quando Zidane ha dato la testata in finale lui l'ha presa, che lui ha buttato giù Dio, Zidane, e lui gli ha fatto capire che era più forte anche di lui. Ecco, parliamo di Zidane e Materazzi, ricorda che c'è stato un contrasto fisico violento tra loro. Cosa mi può dire sul tema dello sport e del conflitto fisico? Penso che sia un episodio che capita nel calcio e che purtroppo è capitato in una finale. Penso che nessuno dei due abbia ragione, però chi ci ha perso di più è stato Zidane. Ha perso la finale e un po' la stima dei tifosi in generale, a chi piace il calcio. Ecco, Cassano, un ragazzo turbolento dal punto di vista caratteriale. Lei lo vedrebbe bene quindi in nazionale, ma secondo lei il suo carattere è utile a un gioco di squadra oppure no? No, non è l'utilità, sta al mister portare le persone che sanno giocare il pallone, poi è lui che se le gestisce. Se lui pensa che vinciamo solo con il carattere, con i bravi ragazzi, no, per me si vince con quelli che sanno giocare a pallone.